Prima serie, quindi partita Federica Nocera, corsia 4, Tergeste Nuoto, accreditata del miglior tempo di iscrizione. Lei classe 2002 nella scorsa stagione, è arrivata alla medaglia in occasione dei categoria di Roma, terza in vasca lunga proprio in questa prova dei 200 d'orso. Quindi Lucia Scartozzoni, corsia numero 6, 2005, la più giovane di questa prima serie, abbiamo detto delle sue medaglie, così come medagliata in campo giovanile anche Camilla Simicic che sta nuotando in settima corsia. Sono proprio loro tre in vantaggio ai 50, Nocera al comando, quindi Simicic e Scartozzoni ad inseguire in seconda e terza posizione. Prossima gara è la gara dei 100 misti ragazzi, quinta serie, dalla 1 alla 8 Vassalini, Zulian, Stevanato, Collo del Piron, Di Pieri, Guerra e Begai. Intanto Federica Nocera 33,50, Camilla Simicic 34,76, Lucia Scartozzoni 35,16. Prossima virata è la virata dei 150. Federica Nocera 34,12, Camilla Simicic 34,91, sale in terza posizione Deborah Bernardi con 34,90 in corsia 2. Quindi vediamo come evolve la situazione proprio per le posizioni del podio. Là davanti invece in corsia 4 è dominio per Federica Nocera, che quindi vince qui al meeting di Halloween la prova dei 2 d'orso femminili, lo fa con 2,13,16. Camilla Simicic seconda, 2,16,11. Deborah Bernardi resta in terza posizione, 2,17,24. Quindi partiamo con questo.